Siamo giunti alla ottava conclusiva corsa di questa serata dedicata al Gran Premio Città di Cesena. Ultima corsa, appunto un miglio per femmine anziane. Lo schieramento: Valchiria Matto, Serena, Urajet, Rasi Almar, Vara, Ulrica Dei Daltri, Viper Pink, Val Gardena Jet, Victoria Best, Urasia Tab. Favori in chiusura per Val Gardena Jet, numero 9 dello schieramento. In sediolo Gennaro Casolari, macchina che stacca con la velocità iniziale di Rasia Almar, che cerca di superare Urajet, che difende la posizione per il momento e sbaglia poi Rasia Almar, e Urajet al comando davanti a Valchirie Matto. Rasia Poi Almar, parte bene dalla seconda squalificato. fila Viper Pink, che precede il resto del gruppo. Intanto 215,1 in vantaggio Urajet nei confronti di Valchiria Matto e Viper Pink. Paletto dei 400 metri iniziali superato con misura di 31. All'esterno accenna a muovere Viper Pink per anticipare Serena, che sta avanzando all'esterno. Tanto metà della seconda piegata con Urajet, che continua a condurre. Ora ha spostato decisamente Viper Pink, anticipando Serena, mentre in terza ruota, in terza pariglia, c'è Val Gardena Jet. Cavalli che affrontano il passaggio davanti alle tribune, sempre Urajet a condurre le danze, completa il giro iniziale in 1-2-6, davvero molto tranquillo. In coda al gruppetto c'è Victoria Best, intanto se ne va il chilometro, completato da Urajet nell'ordine dell'1:17,7. Ora Viper Pink prova ad attaccare, mentre lungo la corda c'è sempre Valchirie Matto. Cavalli a 400 dalla conclusione, con Urajet che allunga sotto la pressione di Viper Pink, un 14 di parziale. Prova a venire via anche Val Gardena Jet, ma Urajet entra ancora al comando in dirittura d'arrivo. Val Gardena si lancia a centropista. Ultimi 150 metri di gara con Urajet in vantaggio, inseguito ancora da Viper Pink, poi Valchirie Matto. Ultimi metri con Urajet che nel finale controlla e vince bene. Secondo posto per Viper Pink, al terzo chiude Serena, che batte Valchirie Matto. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo, un doppio 29,1 per gli ultimi 800 metri. E quindi 58,2 per il giro finale. Urajet Marco Stefani, 8,75 la quota al totalizzatore. Il training è quello di Pietro De Muru. Urajet assegno, Marco Stefani chiude la serata al Savio. L'appuntamento è per martedì prossimo con l'ultima eliminatoria, ultima semifinale del Super Frustino.